La suite des combats cuits sur RCFM, toujours à Aubidrose. Vous soyez les bienvenus sur notre page Facebook, c'est chaque jour sur France Bleu RCFM. Et aujourd'hui, on va parler culture, monde associatif, vie locale également au Aubidrose, avec François Martinetti, jeune premier adjoint. On le retrouve tout de suite. France Bleu, RCFM. Allora, o Betroso è una comune appena, con parecchi luoghi, una comune appena sparsa, di 17 km di distanza a Gasabiraggi e o Betroso, donc c'è o Betroso, o Pitroso, come voi volete, o Baeso Maior, o storico di Sagomunu, dopo c'è, se non valemo per strada dipartimentale di Ghisonaccio, c'è il primo Baesolo Esaparele, dopo c'è il Baesolo di Lagheri, Salastrago, Chinsena e per finisce il Baesolo Maior oggi dove sta la maggior parte della popolazione di Ugasone Piraggi. E dunque siamo una comuna ricca di suo patrimonio materiali, c'è un'occupazione di questa comune da poi secoli e secoli. Per esempio, quest'estate abbiamo trovato, l'archeologi di l'INRAP hanno trovato un sito archeologico maggiore di l'epoca romana, i bagni termali, bon, c'è Aleria, c'è un sito d'Aleria, la colonia d'Aleria che è vicina, e dunque abbiamo trovato un'occupazione di un terreno da poi l'anno mi pare 200, e dopo c'è un'occupazione di terreno ai tempi medievi, primi tempi medievi, abbiamo certi diege, cappelle, per esempio c'è la cappella di San Lorenzo in Camposanto oggi, che è di un IX secolo, mi pare, e che è una cappella pre-romana con un'architettura specifica. C'è di nuovo altre cappelle Santa Maria sotto Esaparelli, in piena macchia, e dunque c'è un patrimonio religioso di tempi medievi maggiore, e c'è, per venire, una chiesa accanto a noi, che dia diega di XVII secolo, una chiesa piuttosto barocca che ha rimpiazzata a Cappella San Lorenzo, si tempi moderni piuttosto, e che è diventata oggi a chiesa di Ubaese. E bon, è un patrimonio ricco a suo livello qui, materiale, ma c'è di noi un patrimonio immateriale o letterario che si può di noi si può dire di nuovo qualche parola sul patrimonio. Per esempio, siamo in Baeso di Martina Pinzavallo, Domenico Carlotti, un scrittore maggiore di letteratura corsa. E dunque, noi, oggi, qua a Comune, io sono prima giunto a Comune di Betroso, abbiamo ancora questa politica qui, questa politica di mettere in ballo, di sviluppare questa cultura, come sviluppare, prima fare protegge, fare protezione di questi luoghi qui, mettere una borsa, una so, fa qualcosa, per esempio da Reta noi c'è un monumento ai morti della prima guerra e della seconda guerra, c'è manco una placca per i morti che è in chiesa, che è un progetto che può muovere da qui a poco, e bon, che prima fare, protegge ciò che ferma di un nostro passato, ma di noi valorizzare, identificare, e che va da qui a poco, e ma crea una commissione cultura che ha l'obiettivo maggiore di questa commissione sarà di identificare il nostro patrimonio, la nostra tradizione, con tutti quelli che hanno lavorato in giro a fare qui, quelli che hanno lavorato nella memoria, genealogia, ci sono parecchi in paese, e ma fa una unità di queste persone qui, con la mairie, per identificare il nostro patrimonio e fa insieme un calendario di avvenimento, poi pensare in conferenze, ci sarà da qui a poco una conferenza fatta dall'INRAP, dai servizi di cultura di ACDC a Nantes, si bagni termali a occasione dei piraggi, ne ma parla da qui a poco, ma di noi ci sarà altre conferenze a patrimonio religioso, poi muovere di noi merendele, poi muovere di noi valorizzazione di cammini, per esempio per andare a Santa Maria c'è un cammino da sviluppare, dunque c'è parecchio a fare da fare, e che è importante per noi perché l'obiettivo di un nostro progetto politico è se noi, ma di noi, sparticolari, perché c'è un'economia da sviluppare, da retaguare, un'economia culturale, si può parlare di un turismo culturale, ci sono parecchi giti o a fare due
i duristi poneno bene, di noi l'artigiani, parecchi artigiani, ma c'è di nuova cultura e questo la sviluppa con il nostro patrimonio materiale o immateriale. Et demain, nous allons déjà conclure notre semaine à Obidroz, où nous allons redescendre tranquillement, mais sûrement, vers la plaine. On va s'arrêter à Gazabiraj, qui est aussi un hameau d'Obidroz, retrouver Diazep Maria Pierre, qui est agriculteur éleveur bovin sur la commune, jeune agriculteur également. Adouman et donc Pecompie, à Nostrasetiman, in Obidroz, dans RCFM. France Bleu, RCFM.